buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Cresce a Catania la psicosi per le fughe di gas. Ieri, in tarda serata, nuovo allarme in piazza Maiorana. A Trappeto Nord, dove a breve sarà riattivata la fornitura in rete, si attende un possibile stanziamento della Regione. Messina, firmata l'intesa per il recupero del vasto lungomare della città chiuso finora dalla ferrovia. Intanto Salvini fa sapere a Roma c'è un'inchiesta contro ignoti sulle procedure che riguardano il ponte sullo stretto. Catania, verso Sant'Agata, avviati i piani per garantire la sicurezza e la pulizia delle strade. Il comune e Gema, che gestisce i rifiuti, hanno diramato le raccomandazioni a cittadini, turisti e devoti. Caos nei pronto soccorso per l'aumento dei casi di influenza. Il picco raggiunto in queste settimane ha determinato oltre il 20% in più degli accessi nei reparti d'urgenza. Mondo dello spettacolo in lutto per la morte a Messina dello storico promoter catanese Carmelo Costa, il re dei grandi concerti siciliani. Favignana e le Eolie si preparano a ospitare la megaproduzione del colossal L'Odissea, con il regista premio Oscar Christopher Nolan, un folto cast di divi di Hollywood e una troupe di 300 persone. Calcio, Serie B, ancora sconfitto il Palermo, il Pisa passa al Barbera, troppi errori in una partita anche sfortunata. Dionisi di nuovo sulla graticola. Serie C, il Catania domani fa visita al Cerignola, secondo in classifica. Fra poco in campo il Messina con il Latina e il Trapani che riceve il Potenza. Bentrovati, a Catania sale la psicosi per le fughe di gas. Ieri sera una segnalazione in centro storico ha fatto nuovamente scattare l'allarme e intanto si attende dalla Regione un possibile stanziamento per far fronte alle situazioni più critiche a Trappeto Nord, dove a breve tornerà la fornitura del gas. Eva Spampinato. Sono giorni di attesa per le 32 famiglie di sfollati dell'esplosione nel quartiere di Trappeto Nord a Catania, attesa che si divide su diversi fronti. Una sistemazione più definitiva, seppur transitoria rispetto a quella attuale degli alloggi della playa di Catania, il ripristino del gas nelle case della zona di San Giovanni Galermo e una risposta dalla Regione per un eventuale stanziamento di fondi che faccia fronte alle situazioni più critiche di via Gualazzi. Lunedì una task force di ingegneri entrerà in azione per conto dei proprietari delle case per verificare l'agibilità delle strutture e della rete idrica e stabilire se 12 famiglie potranno definitivamente rientrare in casa. Parallelamente prosegue l'impegno di Catania Rete Gas per ripristinare la fornitura di gas nell'area di via Galermo. I tecnici stanno lavorando anche di notte. Dopo aver ripristinato il servizio alla cittadella universitaria e al Policlinico di Catania, dice il presidente Todaro, adesso ci concentriamo nell'area di via Galermo con un preciso cronoprogramma di intervento. Per la riattivazione di ciascun contatore attualmente sigillato sarà richiesta la presenza dell'utente finale presso la propria abitazione, conclude Todaro, per condurre, in ottemperanza alla normativa vigente, le attività di riapertura in massima sicurezza. Intanto ieri sera un'altra fuga di gas ha fatto scattare l'allarme, stavolta in centro storico a Catania, tra via Ventimiglia e via di San Giuliano. La zona è stata bloccata e interdetta al traffico, mentre operavano vigili del fuoco e tecnici della rete. A Messina ha firmato il protocollo d'intesa per ridisegnare intere zone della città e il suo lungomare in particolare. Al comune andranno i 55.000 metri quadrati dell'ex officina grandi riparazioni delle Ferrovie dello Stato. Francesco Triolo. Una firma in ottica ponte, ma non immediatamente e non necessariamente. La cessione delle aree dismesse da RFI al comune di Messina, siglata sotto gli occhi e con la benedizione del presidente della regione Schifani e dell'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, rappresenta il primo passo per il recupero del vasto waterfront della città, chiuso dalla rete ferroviaria, 55 metri quadrati dell'ex officina grandi riparazioni, a pochi passi dal mare.
Si inizia questo grandissimo progetto di rigenerazione urbana e devo dire che guardando al ponte, che è una cerniera di interconnessione tra la Sicilia, la Calabria, ma l'Europa, che finalmente stiamo realizzando una velocizzazione del sistema paese. Rigenerazione urbana con vista sulla grande opera. Messina ritroverà spazi importanti nella zona centro-sud e altri li recupererà dal progetto del ponte. Libereremo delle aree importanti del waterfront con la realizzazione del ponte e daremo queste aree insieme con RFI alla città, perché la città possa realizzare grandi progetti, riappropriarsi di quel waterfront di cui attualmente non riesce a beneficiare. Una visione futura della città in chiave ponte sullo stretto, quindi ecco perché c'è grande attenzione. Le due cose devono camminare assieme. Il ponte, abbiamo sempre detto, non può né deve essere una catena nel deserto. Allora occorre attivare politiche infrastrutturali di territorio di concerto con le due regioni, in maniera tale che si possa migliorare quella che è la qualità dei trasporti a tutto tondo. Intanto però piove un'altra tegola sul ponte di Messina. Il ministro Salvini comunica c'è un'inchiesta contro ignoti, aperta a Roma, sulle procedure che riguardano appunto il cavalcavia sullo stretto. Maglio viola. C'è una inchiesta contro ignoti aperta a Roma sulle procedure che riguardano il ponte sullo stretto di Messina. Non ci sono ancora bandi di gara né appalti assegnati, ma c'è già chi indaga. Non ci sono neanche iscritti nel registro degli indagati e per questo non è dato sapere quale sia l'origine dell'inchiesta, ma da indiscrezioni non confermate riguarderebbe le procedure che hanno riportato in vita la società Stretto di Messina. A confermare l'esistenza di questa inchiesta è stato il vice premier Matteo Salvini, che ne ha parlato ieri intervenendo all'evento Muoversi nel futuro, intelligenza artificiale e transazione energetica nei trasporti marittimi e terrestri in corso a Rapallo. Il ponte sullo stretto è l'unica opera che ancora prima di essere approvata è sotto indagine, tra l'altro dallo stesso procuratore che ha inviato l'avviso di garanzia alla presidente Meloni, dice Salvini. Sul tavolo della procura di Roma c'è un avviso di garanzia contro ignoti e immagino che questo ignoto sia io. Il vice premier rispondeva a una domanda che lo invitava a dare un consiglio alla presidente Meloni in merito all'indagine avviata su di lei, dall'alto della sua esperienza nel caso Open Arms. Ci sono passato, ha detto Salvini, e non lo auguro a nessuno dei presenti, sono andato a Palermo una volta al mese per 3 anni. Dell'inchiesta dunque si apprende mentre a Messina si firmava il protocollo d'intesa per il waterfront che cambierà la costa della città dello stretto con il ponte. Intanto è partita la procedura per rimuovere dall'incarico il direttore generale del CAS, Franco Fazio, dopo le sue affermazioni sulla vetustà delle autostrade che impedirebbe la realizzazione del ponte. Da Palazzo d'Orleans però precisano che la procedura è in capo al presidente del consorzio autostrade e non al governo. Catania verso Sant'Agata, partiti i piani per garantire la sicurezza e la pulizia delle strade. Il comune e Gema, che è la società di gestione dei rifiuti, hanno diramato le raccomandazioni a cittadini, turisti e devoti. Orazio Longo. 70 tonnellate di segatura verranno utilizzate nel giro interno per liberare le strade dalla cera. Oltre 200 unità del personale di Gema saranno in campo per garantire che tutto proceda per il meglio. Catania si prepara ad accogliere Sant'Agata anche dal punto di vista del decoro urbano. Diffuse dai vertici di Gema SpA e del comune le raccomandazioni per garantire la sicurezza e la pulizia per il percorso interessato dalle tradizionali processioni e per le zone limitrofe. Destinatari i cittadini, sia nel caso si tratti di abitazioni private che di attività commerciali, turisti e devoti. Operatori e mezzi saranno a supporto del passaggio del Fercolo, pronti a intervenire prima e dopo, sia nel giro esterno che in quello interno. Saranno utilizzate spazzatrici, costipatori e compattatori, idropulitrici e lavastrade, soffiatori cannelli e il canal jet ad alta pressione che dopo l'esperienza positiva dell'anno scorso si è deciso di confermare per una rapida rimozione della cera. Senza sosta verranno svuotati e lavati i cestini, inoltre verranno messi a disposizione carrellati nelle vie traverse per evitare che venga gettato a terra qualsiasi tipo di rifiuto. Il 5 febbraio intorno alle 11 la posa della segatura. Subito dopo il passaggio del Fercolo si inizierà per tratti con la rimozione della cera fino a quando la Santa rientrerà in cattedrale il 6 febbraio. Il lavoro di rimozione proseguirà nelle ore e nei giorni successivi. Riguardo alla raccolta porta a porta si manterranno orari e tipologie come da calendario, eccezion fatta per il 5 febbraio in via Caronda, quando si anticiperà l'orario di esposizione del rifiuto differenziato entro le ore 13. Nei giorni immediatamente precedenti si provvederà a informare con appositi volantini.
E la grande festa di fede e folklore di Sant'Agata sarà seguita in diretta dalle nostre TV e sui social minuto per minuto, con alcune novità. Eva Spampinato. Il conto alla rovescia è iniziato. Sant'Agata sta per riabbracciare i suoi cittadini e le nostre emittenti Antenna Sicilia e Telecolor con il sito La Sicilia Web sono pronte ad accendere le telecamere su una delle più affascinanti feste di popolo e devozione che esista al mondo. Devoti tutti, la lunga maratona TV, oltre 50 le ore di diretta per seguire tutti i momenti salienti della festa e le processioni, quest'anno intensifica i suoi sforzi produttivi e aumenta il numero di ore di presa diretta. Il 5 febbraio sarà letteralmente non stop, dall'uscita della Santa dalla cattedrale sino al rientro dell'indomani mattina. Tra le novità dell'edizione 2025 infatti ci sarà la possibilità di seguire la processione del giro interno del Fercolo il 5 febbraio anche in piena notte. Le trasmissioni infatti non si fermeranno alla mezzanotte del 5 febbraio. Più festa e pochissime e brevissime interruzioni pubblicitarie. Una scelta editoriale ben precisa nel rispetto dei fedeli, dei telespettatori e dei nostri partner commerciali. Per questo motivo verranno introdotte innovative forme di comunicazione che consentiranno di contenere le interruzioni e daranno uno sguardo inedito sulla festa anche sui social. Si comincia il 3 febbraio dalle 10 del mattino con la prima diretta, l'uscita della carrozza del Senato e la processione per l'offerta della cera. In serata dalle 19 i fuochi e lo spettacolo musicale in Piazza Duomo. Il 4 a partire dalle 5 del mattino con la messa dell'Aurora seguiremo in diretta il giro esterno di Sant'Agata. Il 5 febbraio sarà la volta del giro interno del Fercolo con l'imperdibile processione in via Etnea, i fuochi del Borgo, la salita di San Giuliano, le suggestioni del canto delle monache benedettine e il rientro in cattedrale. Una non stop di fede e folklore in costante diretta streaming sul sito lasiciliaweb.it. Alla vigilia della festa di Sant'Agata, il Punto avrà ospite il segretario della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Giuseppe Baturi, nell'approfondimento di Luca Ciliberti in onda oggi, in diretta alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Si parlerà della Chiesa e delle sue sfide nell'anno del Giubileo, analizzando con il direttore Pietro Vento i dati della ricerca Demopolis. Poi ci sarà un focus su ordine pubblico e sicurezza, senza dimenticare che questi giorni coincidono con l'anniversario della morte dell'ispettore Raciti. Il programma sarà trasmesso anche in streaming sulla Sicilia Web. Torniamo alle notizie. A Catania un uomo di 58 anni alla guida di un'auto ha perso la vita stamane all'alba nella zona industriale scontrandosi con un'altra vettura. La macchina investitrice dopo l'impatto è finita in una scarpata. Inutili purtroppo i soccorsi. Nuovo furto con spaccata a Palermo. Dopo il colpo alle poste con l'auto Ariete, nella notte è toccato al punto Enel di Corso Tucori. I ladri, infranto il vetro, hanno portato via dispositivi informatici e altro materiale. Boom dei casi di influenza anche in Sicilia, con il pronto soccorso che nei giorni scorsi hanno registrato oltre il 20% in più degli accessi. Tra i più colpiti i bambini sotto i 5 anni. Rita Cinardi. In Sicilia è caos nei pronto soccorso per l'aumento dei casi di influenza che si stanno registrando in questi giorni. Il picco è stato raggiunto in queste settimane e ha determinato oltre il 20% in più degli accessi nei reparti di urgenza. A fare maggiormente le spese della diffusione di virus influenzali e parainfluenzali sono pazienti broncopatici o con patologie pregresse, che in molti casi vedono peggiorare i propri sintomi, ma anche i pazienti in età pediatrica, soprattutto i bimbi sotto i 5 anni. Mentre la situazione risulta essere meno critica per adulti e anziani, tra i quali il tasso di contagio rimane stabile, il tasso di incidenza risulta essere infatti ancora in forte aumento tra i più piccoli, tra i quali i contagi nell'ultima settimana sono addirittura raddoppiati. Tra i sintomi più comuni dell'influenza: febbre anche elevata, dolori muscolari articolari, debolezza marcata, mal di testa, tosse, mal di gola e raffreddore, non infrequenti anche nausea o vomito. In molti casi si guarisce nel giro di pochi giorni, ma non è escluso, soprattutto per i soggetti più fragili, che si possa andare incontro a complicanze. Per questo, ribadiscono i medici, l'unica arma è fare il vaccino antinfluenzale, che in molti casi mette al riparo da forme più aggressive. La situazione, comunque, come spiegato dagli esperti, non è dovuta esclusivamente ai virus influenzali. La cocircolazione di diversi agenti patogeni respiratori contribuisce infatti a mantenere elevata l'incidenza delle sindromi simili influenzali. Per evitare la diffusione dei virus, il consiglio è quello
quello di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone, evitare il contatto stretto con persone malate e mantenere una buona igiene respiratoria coprendo bocca e naso quando si tossisce o starnutisce. A Palermo un paziente è stato denunciato dai carabinieri al pronto soccorso del Policlinico per avere minacciato con un coltello il personale in servizio. Il giovane di 24 anni ha iniziato a inveire lamentandosi della qualità del cibo che gli era stato servito durante la degenza in chirurgia d'urgenza. Ha preso un coltello da cucina e ha minacciato i sanitari. I carabinieri sono intervenuti, lo hanno bloccato e denunciato. Mondo dello spettacolo in lutto per la morte a Messina dello storico promoter catanese Carmelo Costa. Il re dei grandi concerti siciliani preparava un'altra estate di grande musica. Francesco Triolo. Ha messo la firma sui più grandi concerti ed eventi in Sicilia negli anni e Carmelo Costa, promoter catanese 72 anni, ci ha lasciato proprio mentre stava preparando un'altra estate di grande musica. Era a Messina in albergo quando ha accusato un malore fatale. A trovarlo alcuni amici allarmati perché non rispondeva al telefono e non era da lui. Trasportata al Policlinico in rianimazione, lì è venuta a mancare. A Messina aveva appena concluso un sopralluogo, l'ennesimo allo stadio Franco Scoglio, perché lì la prossima estate sui concerti di Vasco Rossi, Cesare Cremanini, Marco Mengoni. Qualche giorno fa sulla sua pagina Facebook scriveva: si ritorna al lavoro per l'organizzazione dei grandi spettacoli del 2025, una sfida senza precedenti. In Sicilia gestire 175.000 spettatori in pochi giorni. E proprio al faccia a faccia di Telecolor, sempre qualche giorno fa, aveva raccontato a Roberta Lunghi le sue sfide e la prossima avventura. Un'altra grande scommessa. La grande scommessa sono questi tre grandi artisti che farò allo stadio di Messina: Vasco, Cesare Cremonini e Marco Mengoni. La scommessa, quando ho fatto e ho messo su tutto, sono 5 concerti, cioè per la prima volta a Messina raddoppiamo con Vasco e per la prima volta raddoppiamo con Mengoni. C'era un obiettivo di vendere 150.000 biglietti in totale. In questo momento che stiamo parlando siamo a 160.000 e ce n'è in altri 10.000 che un po' di qua, un po' di là, chiuderemo a 170-175.000. Una cosa impensabile. Il re dei grandi eventi in Sicilia è stato definito. Nella sua carriera ha organizzato centinaia di spettacoli in quasi 50 anni di attività, 5.500 concerti. La sua passione ha reso possibile l'arrivo di grandi star come Bob Dylan, Sting, Peter Gabriel e tanti altri. Stava preparando i festeggiamenti per i suoi 50 anni di carriera. Favignana e le Eolie si preparano a ospitare la mega produzione del Colossal L'Odissea. Con il regista premio Oscar Christopher Nolan sbarcherà un photocast di divi di Hollywood. Lorena Dolci. Dopo oltre mezzo secolo Hollywood si rimette sulle orme di Ulisse. Al posto di Kirk Douglas e Silvana Mangano, nel nuovo Colossal un cast stellare pronto a sbarcare in Sicilia a fine marzo. È l'Odissea del regista premio Oscar Christopher Nolan, reduce dai successi di Oppenheimer. Un budget da $250 milioni, 50 giorni di riprese tra le Egeri e le Eolie, 400 camere prenotate a Favignana, Lipari e Vulcano per una troupe di 300 persone. Nel vero scenario raccontato da Omero sbarcherà un supercast con 4 premi Oscar: Matt Damon, novella Ulisse, Charlize Theron nei panni della maga Circe, e poi Anne Hathaway che sarà Penelope, il protagonista di Spider-Man Tom Holland e la fidanzata Zendaya nei ruoli di Telemaco e Atena, il vampiro Robert Pattinson sarà Dio Poseidone. Dopo i primi sopralluoghi la produzione ha già stabilito il proprio quartier generale a Favignana, l'isola delle Capre, primo Chuck il 24 marzo. Il cinema racconta il territorio, favorisce il turismo, ci renderà più attrattivi a livello internazionale e poi un'importante occasione di destagionalizzazione, opportunità di lavoro per tutta la comunità. Poi tappa alle Eolie, dove re di Itaca giunse dopo essere scampato alla furia di Polifemo. Non siamo ladri, siamo greci che torniamo in patria da Troia. La maggior parte saranno riprese dal mare, per cui anche a livello di autorizzazioni
di necessità poi di bloccare magari parte dell'isola, non dovrebbero esserci problemi di questo genere. Sicuramente ci sarà un grosso ritorno di immagine, speriamo che nel film appunto si capisca che siamo effettivamente alle Eolie o alle Isole Egadi. Dopo la Sicilia, unico set in Italia, le riprese si sposteranno in Marocco e nel Regno Unito. C'è già la data di uscita, il 17 luglio del 2026. Pausa, poi il calcio con la sconfitta in casa del Palermo e la vigilia per il Catania del match con il Cerignola. State con noi. Calcio, perde in casa il Palermo nell'anticipo della 24esima giornata, vince il Pisa 2-1, rosanero fischiati. Marco Gullà. Il Palermo ancora sconfitto, il Pisa passa al Barbera, troppi errori in una partita anche sfortunata, ma gli sbagli in casa rosanero sono stati decisivi. 2-1 per i toscani, rivelazione del campionato. Per il Palermo solo delusione e amarezza per quello che poteva essere e che invece non è stato. Inzaghi all'artiglieria pesante lì davanti, il Palermo pronti via non riesce a prendere in mano il filo del gioco e così al 12° su fallo di mano di Ranocchia c'è calcio di rigore per il Pisa, trasformato magistralmente da Rus. La banda di Dionisi stecca, il Pisa invece gioca a calcio e al 26° trova anche il raddoppio con Lind che approfitta della papera di Deplanche e piazza la palla in buca. 0-2, Barbera gelato. Il Palermo è senza idee, senza gioco, l'unico sussulto arriva nel finale di tempo su colpo di testa di Magnani che però non inquadra lo specchio della porta. Ripresa, nessun cambio, il Palermo parte subito con la marcia ingranata e mette sotto il Pisa. Leduaron viene messo giù a ridosso dell'area di rigore ma l'arbitro sorvola. Poi al 59° il gol del Palermo, imbucata di Segre e rete di Brunori che tutto solo davanti alla porta la mette dentro a giro. 1-2. Il gol rianima un po' i tifosi, meno la squadra. Sono poche le idee di gioco, qualche lancio lungo, qualche pallone perso. A 5 minuti dalla fine il portiere del Pisa, Semper, dice no a una punizione di Ranocchia. Poco dopo Semper si ripete ancora con un grande intervento che neutralizza una conclusione mancina di Leduaron. Finisce 1-2. Fischi al Barbera. È difficile spiegare, commentare una partita che è finita male, abbiamo perso in casa, avendo concesso, cosa abbiamo concesso? 0 tiri in porta, i 2 tiri sono stati uno, avevamo palla noi, è stato purtroppo un infortunio, mi dispiace tantissimo per la squadra e per Seba, e l'altro rigore che era un cross innocuo da 1 metro, però così è andata. Il Catania domani gioca in casa del Cerignola, partita importante in una fase delicata di stagione. Lunedì si chiude il mercato e i rossazzurri cercano ancora innesti in attacco. Marco Carli. Riuscire ad andare oltre quello che il Catania non ha quasi mai fatto in questa stagione vissuta sull'altalena per svariati motivi. Ora dopo il successo col Giuliano ecco il Cerignola, andare oltre appunto, tentare di confermare anche sul campo della seconda in classifica insieme al Benevento un risultato positivo e alcuni progressi derivati ad esempio dal ritorno di Vitacchio e Guglielmotti. Loro due ci saranno nel match che Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro, in esclusiva. Ci sarà anche Dal Monte, uno dei 3 nuovi arrivi dell'ultima settimana. Nicola ha delle caratteristiche che in questo momento ci servivano nel reparto avanzato, un ragazzo che ama giocare negli spazi, attaccare gli spazi 1 contro 1, si può adattare da 3 quarti, si può adattare da seconda punta. I rossazzurri che hanno inserito in rosa Frisenna e venerdì anche Allegretto non avranno invece Lunetta. Andrà Anastasio sull'esterno con Del Fabbro inserito dal primo minuto in difesa. Sono anche gli ultimi giorni di mercato e Toscano conferma quelle che sono le priorità, soprattutto davanti dove torna il nome di Redan che rappresenta un'opzione fra le altre. Nel reparto avanzato in questo momento numericamente siamo pochi, però devi stare dietro alle tempistiche, alle opportunità che si creano. Abbiamo ben preciso certe caratteristiche, se si possono raggiungere bene, se no non si fa una cosa tanto per fare. Impegni casalinghi nel pomeriggio per Messina e Trapani, scontro salvezza per i giallorossi che ospitano il Latina, mentre i Granata ricevono al provinciale il Potenza. Sergio Colosi.
Tutto in 90 minuti, la prima volta oggi al Francoscoglio del nuovo proprietario Cissé, del tecnico Banchieri che è esordito a Caserta e di un gruppo rivoluzionato dal mercato e da nuove speranze di salvezza. Per il Messina c'è il Latina in quella che può definirsi la partita più importante della stagione. I laziali con gli attuali 26 punti delimitano la zona per evitare l'unico play-out, con Turris e Taranto già spacciate, e i giallorossi hanno la grande occasione di dimezzare lo svantaggio e tornare in corsa. Banchieri conferma in linea di massima la formazione di Caserta, un ballottaggio a destra tra Lie e Gianfi e una staffetta in attacco tra Costantino e Tordini, nerazzurri senza Di Livio e Improta. Giorno d'esordio anche per Vincenzo Torrente, quarto tecnico a sedere sulla panchina più calda della Serie C, quella del Trapani di Antonini, profondamente rinnovato dal mercato. Al provinciale c'è il Potenza e per i Granata è l'occasione di rilanciarsi e mettersi alle spalle l'ennesima crisi di un campionato non in linea con gli investimenti del suo presidente. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.